Signore e signori, buonasera, bentrovati per questo appuntamento dei concerti d'inverno all'Auditorium di Catena di Villorba. Innanzitutto un ringraziamento all'assessore, la dottoressa Eleonora Rosso, all'assessore alla cultura del Comune di Villorba, un ringraziamento anche al sindaco che non c'è. Due parole le faremo dopo con l'assessore perché daremo un attimo di tregua a queste due bravissime interpreti ospiti questa sera, Duo Felix. Mi preme ricordare che è un'iniziativa che si svolge in collaborazione, è una collaborazione tra il Comune di Villorba, l'Associazione Culturale Veneto 1 e la redazione di Radio Veneto 1, emittente che svolge attività di interesse generale, e la cultura è una delle attività di interesse generale che valicano anche i confini stessi del nostro Stato. È il primo concerto per celebrare i 250 anni dalla nascita di Ludwig van Beethoven. Siamo onoratissimi di questa prima uscita perché pochi sanno che Beethoven si è formato alla scuola di un trevigiano. Ludwig van Beethoven ha suonato per 4 anni la viola alla scuola di Andrea Lucchesi di Motta di Livenza. Quindi c'è una pertinenza assoluta con questo grandissimo della musica classica. Un ringraziamento lo mando anche alla struttura di Radio Veneto 1, ai ragazzi che stanno lavorando, che stanno riprendendo in diretta streaming. So che per certo che ci stanno seguendo da diversi paesi, tra i quali l'Australia, ma ne parleremo dopo perché abbiamo dei carissimi amici che sono in tournée in Australia, li saluteremo dopo. Iniziamo con le 6 danze tedesche. Il catalogo delle opere di Beethoven si compone essenzialmente di 2 parti. I lavori ritenuti rilevanti dallo stesso Beethoven, tanto che i suoi editori non hanno lesinato di assegnare loro la numerazione opus, ancora al tempo in cui il grande musicista era vivente. Una seconda parte è dedicata alle composizioni raccolte e classificate dai musicologi dopo la morte di Beethoven, con la sigla WOO, O minuscolo e O maiuscolo, che sta per significare Werk on ne Opus Zahl, ovvero composizioni senza numero di opus. Le 6 danze tedesche, breve composizione originale per violino e pianoforte di rarissimo ascolto, appartengono a questo secondo gruppo. Composte nel 1796, si compongono di altrettante allemande che differiscono per la tonalità, ma sono accomunate da un carattere brioso e animato. Signore e signori, le 6 danze tedesche WOO dal Duo Felix, Beatrice Barison al pianoforte e Martina De Luca al violino. Le accogliamo con un grande applauso.
C'è davvero di che ringraziarle per questo repertorio poco conosciuto, ma molto bello, molto brillante. Il secondo brano, la sonata per violino e pianoforte, opera 30, è stata composta da Beethoven nel 1802 assieme alla seconda sinfonia, in un periodo nel quale ebbe notizia della grave malattia che lo ha limitato, la sordità, e che lo ha messo parecchio nella disperazione. Tre tempi, un allegro assai, stile concertante dal dialogo tra gli strumenti scanzonato e ironico, un minuetto, come abbiamo sentito, molto moderato e grazioso, il secondo, moderno per quei tempi, e vago cenno a quel minuetto che ha dominato i salotti del Settecento, e l'ultimo movimento si chiama la danza degli orsi, pura umoristica allegria di pieno slancio, come avete sentito, riferimenti ad una sorta di pimpante marcetta di paese. Approfittiamo, hanno chiesto un attimo di tregua perché Beatrice poi farà un brano da solista, quindi invito l'assessore a fare due parole anche con voi e a ripercorrere un po' il tracciato di questo secondo appuntamento dei concerti d'inverno. Il primo lo abbiamo avuto a dicembre, se non erro. Buonasera a tutti e benvenuti a Villorba. Io vi porto i saluti di tutta l'amministrazione comunale, del sindaco, e saluto anche i colleghi qui presenti, il Presidente del Consiglio Alessandro Dussin, l'assessore a bilancio Silvia Barbisan e il consigliere Riccardo Gagno. Devo ringraziare tantissimo Roberto, ormai molti di voi sono già stati ai nostri concerti, ogni volta lo faccio davvero con grande piacere perché grazie a Roberto Ghizzo e Radio Veneto 1, tutto il team di Radio Veneto 1, insomma abbiamo avuto l'opportunità in questi anni, perché ormai sono 5-6 anni, ormai ho perso anche il conto, abbiamo avuto l'opportunità di ospitare dei musicisti davvero straordinari e soprattutto dei giovani talenti straordinari. E prima parlavamo proprio di uno di questi talenti. Noi abbiamo iniziato Concerti d'inverno di quest'anno con un'anteprima il 19 novembre proprio qui, con Paolo Tagliamento al violino e Massimo Scatolin alla chitarra, ma è stata una serata speciale perché, Roberto? È stata una serata speciale perché abbiamo registrato un CD, un bellissimo CD, è venuto un piccolo capolavoro, bisogna davvero dirlo, e di grafica e di qualità, grazie alla qualità che concede questo auditorium. Adesso i nostri due paladini sono in Australia in tournée, non vi dico che cosa arriva da quelle parti, assieme al maestro Sergio De Pieri, un grande organista che organizza da oltre 20 anni il Festival di Ballarat. Si stanno divertendo e stanno mietendo successi dopo successi. Nel giorno di arrivo di Paolo c'era già la prima pagina del giornale locale dedicata a lui, è una cosa incredibile, già la fama di grande talento lo sta precedendo.
Si sono portati ovviamente, hanno portato il CD inciso a Villorba, inciso in questo auditorium ai nostri connazionali che sono in Australia. Sono molti, perché i messaggi che si leggono anche in Facebook oggi con la tecnologia si ha la possibilità di avere un minimo di misura, un minimo di test. Però, bello, classica nella classica. Mandiamo un saluto anche a loro, perché ritengo ci stiano guardando. Dopo i saluti e ricordando il meraviglioso concerto del 19 novembre, proseguiamo il nostro percorso con il concerto di fine anno del 27 dicembre, che è stato anche quello un grande successo, e adesso ci troviamo qui con i concerti d'inverno e questa celebrazione di Ludwig van Beethoven. Io vi ricordo comunque, per chi non ci sia già stato, che abbiamo in corso a Villorba anche una bellissima mostra in Marchesa di Villa Giovannina, una mostra fotografica su Dorothea Lange, una fotografa americana degli anni 30, davvero è straordinaria. Quindi avete ancora un weekend, perché l'abbiamo visto il successo, l'abbiamo prolungata di una settimana, quindi fino a domenica 19 potete visitarla presso la Marchesa di Villa Giovannina. Passo la parola a Roberto e vi auguro un piacevole proseguimento di serata. Grazie. Giusto per dare il senso della qualità della mostra fotografica che stanno facendo, credo sia il caso di dare una soddisfazione all'assessore Rosso, perché il mio mestiere è quello di fare il giornalista, quindi so tutto facendo sapere finta di non sapere nulla. Ha avuto un ospite eccezionale, Sua Eccellenza il Vescovo, che è venuto in incognito. Lo possiamo dire, è venuto, è successo, e il merito è soprattutto tuo, suo, assessore, perché è indice di buon lavoro, quindi merita un applauso anche lei. Ancora un brano di virtuosismo decisamente ragguardevole, piacevole ascolto, con inserti intelligenti, accattivanti, pur nella loro personalità, per non dire sui generis, quasi a contrasto con i brani ben più celebri come La Patetica. Tale è evidente il diverso impatto emotivo. Un tratto di distensione del grande Ludwig van Beethoven, quasi ad evidenziare, anche per contrasto, le sue produzioni e la sua immensa passione per il pianoforte. Stiamo parlando della sonata numero 19, opera 2 per pianoforte, nei tempi allegro, allegretto e presto. Al pianoforte Beatrice Varison, che mi appresto ad andare ad invitare e ad entrare.
Nel novero delle sonate per violino e pianoforte, l'opera 12 numero 3, è l'ultima della prima triade editoriale e di certo una delle composizioni più brillanti pensata quale sonata da concerto. Senso che si percepisce già all'inizio dell'allegro, l'intreccio di arpeggi e la dialettica strumentale sfoggiano l'impronta fondamentale dell'intera partitura
esaltare l'equilibrato dosaggio tra virtuosismo ed eleganza degli esecutori. Primo movimento a carattere energico, ad esaltare la massima pulizia tecnica e naturalezza, la maturità necessarie per eseguire temi incisivi e a creare tra i due strumenti sublimi corrispondenze. Nel secondo, l'adagio con molta espressione, tutto è percorso da una terza melodiosità di estrazione vocalistica con diverse fermate e cadenze di carattere improvvisatorio. Al movimento finale il rondò è affidato un vezzo umoristico e frizzante, se così è concesso dire, un'esaltante coda che va a chiudere la sonata, quasi a fondere i due strumenti in una leggiadra melodia diversiva. Sonate per violino e pianoforte, opera 12 numero 3 nei tempi allegro con spirito, adagio con molta espressione, rondò, allegro molte. Il duo Felix, Beatrice Barison al pianoforte e Martina De Luca al violino. Buon ascolto.
parte sempre di Beethoven.
E per cambiare genere eseguiamo la quarta melodia, la quarta delle 5 melodie per violino e pianoforte di Prokofiev. Sarebbe da rimproverarle perché nella serata di Beethoven spolverano Prokofiev, però un altro applauso lo meritano davvero. Due ragazze speciali si sono diplomate al Pollini di Padova, al Conservatorio Pollini con il massimo dei voti, e il 2 è nato nel 2016 e nel 2019 hanno fatto un master sempre con il massimo dei voti e la lode a Parma e si sono ridiplomate, se così si può dire, a Parma. Davvero due eccellenze, io credo ineccepibili. Grazie. Grazie per la serata. Giovedì prossimo un altro appuntamento, questa volta sempre con Beatrice Barison e una nostra celebrità, il maestro Giorgio Sini, che è qui presente. Sempre nei 250 anni di celebrazione di Ludwig van Beethoven ci porteranno la quinta sinfonia di Beethoven ridotta per pianoforte a 4 mani. Sostanzialmente ai tempi era quello che oggi è il CD, quello che oggi è il disco, il 33 giri, la riduzione della sinfonia grande a 4 mani per essere eseguita, per essere gustata anche in salotto. Dopodiché il 30 avremo un altro grande appuntamento, Anna Barutti
che sarà protagonista mercoledì prossimo al Teatro Comunale di Treviso di un eccezionale concerto, il numero 3 per pianoforte e orchestra, dopodiché verrà eseguita la quinta di Beethoven. Anche se posso, Assessore, un invito a partecipare se trovate posto, perché stanno davvero esaurendo. Questo è il lavoro che stiamo facendo per celebrare Beethoven. Grazie della serata, spero sia stata di vostro gradimento. Alla prossima.